In questo periodo, come a volte accade, i molluschi bivalvi coltivati nella laguna di Grado e Marano e nel Golfo di Trieste non si possono vendere e mangiare per la presenza di batteri e tossine. Ma secondo il Movimento 5 Stelle, che oggi su questo ha convocato una conferenza stampa, le ordinanze sull'argomento non sono sufficientemente pubblicizzate. Maria Spezia. È un problema di comunicazione, denuncia il Movimento 5 Stelle, quello che riguarda le ordinanze sui molluschi coltivati nel Golfo di Trieste e nella laguna di Marano. I provvedimenti, infatti, che rilevano la presenza di batteri e tossine responsabili di infezioni intestinali come Escherichia coli, acido ocadaico e prescrivono la commercializzazione dei mitili solo dopo interventi di depurazione, sono difficilmente rintracciabili da parte del pubblico, che invece ha la possibilità di raccogliere in prima persona proprio molluschi bivalve colpiti dai decreti. Tra le ultime ordinanze si contano quella dello scorso luglio emanata dall'Azienda Sanitaria 2 Bassa Friulana Isontina e quella dello scorso settembre varata dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Altro problema riguarda poi la sovrapposizione delle ordinanze in tema. È paradossale quello che sta avvenendo nel comune di Lignano, ad esempio, dove c'è un'ordinanza del 24 maggio e una revoca di un'ordinanza del 28 settembre. Quella del 24 maggio in teoria è ancora vigente.